13 dicembre a Padova, presso la Confartigianato di Padova, è stato presentato l'osservatorio sulla piccola e media impresa della Confartigianato del Veneto per il 2013. Ricchissimo libro di dati e informazioni di tantissime banche dati che vengono però viste sotto l'occhio della piccola impresa e quindi burocrazia, infortuni, andamento dell'occupazione, il credito, l'accesso al credito, tutte queste informazioni vengono viste nell'ottica della piccola impresa e interpretate sia per la Regione Veneto che per tutte e 7 le province. Presidente, l'osservatorio di quest'anno della Confartigianato illustra un quadro un po' strano. Le imprese artigiane, le piccole imprese venete tengono, lavorano, soprattutto grazie all'export, però sono zavorrate da un fisco, dalla burocrazia, da un sistema paese che non funziona. Beh, credo che abbiamo un'esperienza in questi giorni di quanto sia il malumore che esiste in tutti i mondi, non solo nel mondo nostro di chi produce, per come stanno andando le cose. E io leggo positivamente questo dato perché riusciamo ancora a essere propositivi nei mercati esteri, lo leggo negativamente perché se non rilanciamo i consumi interni molte delle nostre aziende non riusciranno a continuare a sopravvivere. Su questo devo dare atto alla Regione che si è impegnata moltissimo nel piano casa e se adesso si aggiungerà anche la provvidenza che il governo Letta ha deciso di far decollare con il 1° di gennaio con il prestito garantito dal Fondo Nazionale per le Famiglie, diventa un'ulteriore opportunità per ricreare quei posti di lavoro e mantenere soprattutto quelli che ci sono. Il caso per esempio dell'edilizia, dove ci sono state le agevolazioni fiscali e in Veneto il piano casa hanno dato subito un risultato concreto, non a caso le piccole imprese per esempio hanno un calo della metà rispetto alle grandi industrie che non riesce a intercettare queste opportunità. Quindi la sovrastruttura, diciamo così, dello Stato e della Regione è importantissima. Per quanto riguarda per esempio la salvaguardia dell'occupazione, qualcosa si può fare per la CIG in deroga a livello regionale e nazionale? Ci siamo già attivati per capire cosa potrà succedere anche con l'effetto della legge Fornero che la viviamo sempre con qualche anno di ritardo. Lo sforzo che faremo sarà di mettere a disposizione anche le provvidenze che noi abbiamo attraverso la bilateralità che sta diventando un fattore sempre più importante, ma soprattutto nel sostenere che gli sforzi che abbiamo fatto per mantenere l'occupazione nostra come mondo dell'artigianato non devono essere vanificati da un'assenza completa dello Stato. Abbiamo disegnato un quadro dell'economia e della politica del sistema paese italiano un po' incriccato. Questo sta penalizzando fortemente aree come quella del Veneto dove le imprese si sarebbero attrezzate per conto loro per lavorare nei mercati sia italiano che estero, però trovano difficoltà e una zavorra fortissima rispetto alla poca efficienza di tutto quello che riguarda invece il sistema dell'Italia. Allora, il rapporto di Confartigianato del Veneto mette in evidenza fra i diversi aspetti anche questo, quindi le difficoltà del sistema paese a sostenere l'attività delle imprese. In particolare il Veneto ha una più alta incidenza di quelli che sono gli oneri burocratici e i vincoli che danno le lunghe e costose procedure della pubblica amministrazione sulle attività delle imprese. In particolare abbiamo esaminato all'interno del rapporto un costo che arriva a superare gli 80 milioni di euro legato ai ritardi per quanto riguarda i permessi edilizi. Quindi l'Italia, che oggi sicuramente all'interno della crisi del debito pubblico sta soffrendo di un'elevata tassazione ormai elevata a livelli insostenibili per le imprese e una anche elevata spesa pubblica, evidenzia una scarsa efficienza di questa spesa che non riesce a produrre servizi di supporto per le imprese, le quali oggi devono competere sui mercati internazionali, quindi il gap della fiscalità, ad esempio delle imprese venete sui primi 15 mercati di destinazione del Made in Veneto pesa per 15 punti percentuali sulla gap di tassazione sui profitti di impresa che abbiamo stimato ammontare a quasi 2 miliardi di euro di maggior costo da parte delle imprese venete.
Le poche cose che il governo ha fatto, per esempio il cuneo fiscale, anche questo è positivo, ma per quanto riguarda il Veneto per esempio incide pochissimo, e per giunta poi vengono fatte anche delle altre azioni fiscali che vanno a dimezzare o comunque a ridurre l'impatto di questi effetti positivi. Il rapporto esamina proprio questo. Abbiamo, sulla base dei dati disponibili nelle relazioni tecniche della legge di stabilità, abbiamo stimato l'impatto del cuneo fiscale sul territorio del Veneto. Incide solo lo 0,7% sulla tassazione del lavoro pagato dalle imprese venete, quindi ovviamente rispetto a quel 15% di gap sui mercati esteri incide poco in termini di maggiore competitività. E da questo punto di vista poi introduce anche una riduzione dei benefici per quanto riguarda la detrazione di spese mediche, interessi sui mutui e assicurazioni che determinano un depotenziamento di circa un terzo della manovra a favore dei dipendenti per quanto riguarda le maggiori detrazioni relative al cuneo fiscale, e quindi dal punto di vista di liberare risorse per consumi e ad esempio per azioni importanti di ristrutturazione di un'abitazione, ovviamente un dipendente si trova con maggiori detrazioni per lavoro dipendente, quindi una busta paga un po' più robusta, ma un terzo di questa busta paga nella media del totale della platea dei lavoratori dipendenti viene decurtato perché la detrazione delle spese dentistiche viene diminuita. Sì, però c'è anche un altro aspetto negativo che è l'incertezza, e c'è un caso richiamato nel rapporto che è quello dell'IMU, cioè troppi annunci fanno male. Esatto, proprio nella presentazione del rapporto di questa mattina abbiamo evidenziato come l'IMU ha ricevuto nel corso degli ultimi 7 mesi una sequenza impressionante di annunci legati sia alla persistenza o all'abolizione da un lato, e dall'altro lato sono stati anche introdotti annunci legati alla riforma e annunci legati ovviamente alla relativa trasformazione in altre imposte che poteva anche nascondere incrementi di pressione fiscale. La letteratura economica è unanime nel dire che i risparmi di imposta vengono trasformati in consumi solo se ritenuti permanenti, quindi queste incertezze non hanno fatto ritenere ai consumatori, anche ai consumatori veneti, questa riduzione dell'IMU sull'abitazione principale come una riduzione permanente, e quindi non si è trasformata in consumo. Il risultato è che se invece questa incertezza non ci fosse stato, avremmo potuto ridurre di un terzo il calo dei consumi registrato nel 2012 nel Veneto.